Raffaele Padrone è dirigente sindacale dell'FSP Polizia di Stato, ben ritrovato, grazie per essere in nostra compagnia, perché come sindacato avete preso anche una posizione importante sul fronte di un tema di cui non si parla molto ma che è chiaramente importante come tutti i temi di cui ovviamente tra poco dirò, ossia quello dei gesti estremi che purtroppo riguarda anche la vostra categoria. Padrone, cosa chiedete, l'oggetto della vostra richiesta? Buonasera, ben ritrovati. Sì, purtroppo è una piaga che ormai nell'amministrazione va avanti da anni, da tantissimi anni. C'è stato l'ex capo della polizia, il prefetto Gabrielli, che si era interessato di questa cosa. Purtroppo noi come FSP Polizia di Stato, ma devo dire la verità, tutti i sindacati della polizia stanno chiedendo che dai tavoli del nostro dipartimento, che su queste cose è miope e sordo, perché non riesce a capire ancora che non si tratta più di un disagio ma di un vero problema. Vede, il problema dei suicidi è un problema delicatissimo, di cui è difficile sempre parlarne, però siamo arrivati a 50 colleghi che da gennaio a venerdì scorso si sono tolti la vita. In tutta Italia? In tutta Italia. Quindi 50 persone che per un motivo o per l'altro, che non sono poi motivi legati sempre alle condizioni familiari, ma anche tante volte al disagio del lavoro. Voi potete capire magari che un collega da Pordenone viene mandato dopo il corso, viene mandato in Sicilia o viene mandato in altre parti d'Italia, un disagio nella continuità della tipologia del servizio che è sempre più delicato, si sta un attimo andare dall'altra parte della barricata e trovarsi magari indagati e stiamo assistendo in questi giorni a queste notizie, a essere indagati magari per un intervento portato a termine magari con il decesso anche della persona che si sta manettando, per dirne una, ma sopportare delle determinate situazioni diventa veramente difficile. Ci sono dei servizi psicologici, no? Certo, noi quello che abbiamo chiesto come FSP che si intervenga, che venga riproposta questa commissione che, ripeto, giace da anni sui tavoli del Dipartimento e non è più un disagio, ma è veramente un problema. Perché vede quali sono le difficoltà, perché bisogna spiegare quali sono le difficoltà di un collega che va dal medico del corpo a dire io ho dei problemi, a dire ho un momento in cui mi trovo in uno stato ansioso, è finita. Il collega viene immediatamente solo per aver colloquiato con il medico. Questo è quello che non fanno i colleghi che arrivano a questo stadio. Perché? Perché vengono immediatamente presi, vengono immediatamente tolti del loro tesserino, della loro pistola, delle loro manette, viene mandato all'ospedale militare, cioè diventa un calvario che si prolunga negli anni, perché anche dopo questi colloqui con i psicologi o i medici dell'ospedale militare, abbiamo il collega che per 5-6 anni si porta sta croce e deve andare. Quindi secondo voi bisogna intervenire? Certo, perché non è possibile non poterne parlare, perché se non puoi parlarne con nessuno puoi arrivare a questi gesti. Quindi quello che abbiamo chiesto come FSP nuovamente da venerdì, abbiamo riproposto questo argomento, speriamo che insomma, ci si dia da fare sotto questo aspetto. Mi auguro anche che con il nuovo governo si prenda in mano questa situazione veramente delicata, perché morire sul lavoro non è mai una bella cosa, e sicurezza si fa prima dentro e poi fuori. Se non riusciamo a trasportare da dentro a fuori la sicurezza, i cittadini sono quelli che poi ne ripagano. Grazie Raffaele Padrone per essere stato con noi. L'abitazione del giocatore dell'Udinese Calcio, Tolgai Ali Arslan a Pagnacco, è finita nel mirino di alcuni malviventi che hanno messo a segno un furto da 12.000 euro.